Porto Empedocle successo per la maxi torta alla ricotta preparata in Piazza Italia su iniziativa del comune in collaborazione con la società di luce e gas Ego Green della famiglia Giavarini, il servizio di Gaetano Ravanà. Un Natale da sogno, quello organizzato dall'amministrazione comunale di Porto Empedocle guidata dal sindaco Calogero Martello. Grazie al calendario allestito dall'assessorato allo spettacolo, diretto da Michelangelo Bruno Gallo, in tandem proprio con il primo cittadino, gli empedoclini e non solo stanno trascorrendo questo periodo festivo in maniera gioiosa e magica. È stato notevole il successo, considerato anche l'alto numero di pubblico, della realizzazione della maxi torta alla ricotta in Piazza Italia. Oltre 150 kg di bontà sponsorizzata dalla società Ego Green della famiglia Giavarini. La torta poi è stata distribuita a tutti gli avventori. Ma si è anche gustato il formaggio dei Monti Sicani grazie alla collaborazione con lo Slow Food, sia dei Monti Sicani che quello di Agrigento. Ed ancora non sono mancati i momenti di solidarietà, vista la presenza dell'associazione Solideali di Cammarata e San Giovanni Gemini, che da anni si occupa dei malati oncologici e in particolare donando le parrucche alle donne che sottoponendosi alla chemioterapia perdono i capelli. La fotografa Valentina Martorana ha immortalato i vari momenti della festa ed ha allestito uno studio fotografico natalizio all'aperto che ha entusiasmato grandi e piccini. La serata di sabato scorso è stata caratterizzata anche dalla distribuzione della ricotta fresca prodotta dal caseificio Martorana di Cammarata, una squisitezza della zona montana della nostra provincia. Tutto è stato apprezzato dagli intervenuti che hanno riempito la bella Piazza Italia. Le manifestazioni natalizie proseguiranno anche stasera con i concerti nelle chiese. Dopo il grande successo del gruppo Quartet Folk alla Chiesa Madre, dove è stata messa in scena la grande novena di Natale, stasera, lunedì 23 dicembre, alle 19:30, alla Chiesa del Carmine, sarà la volta del trio Elegance.